Mattinata di oggi partiamo subito da Udine con la cultura, perché al Castello di Udine c'è la mostra Marcello D'Olivo, architetto del mondo in Friuli Venezia Giulia. Il comune di Udine infatti ha voluto rendere omaggio al grande artista Marcello D'Olivo, lavoratore della matita, architetto, urbanista e progettista visionario, che sarà visitabile fino al 30 aprile. Sentiamo allora proprio che cosa ci ha raccontato e qual è stato il nostro servizio anche dedicato proprio a questa mostra. Sentiamo. Nel centenario dalla nascita di Marcello D'Olivo, il comune di Udine e i civici musei hanno dedicato all'architetto, pittore, urbanista una mostra allestita negli spazi del castello ed in particolare nel Salone del Parlamento e nelle sale adiacenti, mostra che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 30 aprile. Una mostra che racconta Marcello D'Olivo attraverso le sue opere di architettura e di pittura, ponendo in rapporto, in diretto confronto questi tipi di rappresentazioni. Marcello D'Olivo, architetto formatosi alla Facoltà di Architettura di Venezia, ha lavorato poi in tutto il mondo. Per questo abbiamo intitolato la mostra Architetto del mondo in Friuli Venezia Giulia. Penso sia uno dei pochi a poter dire di aver lavorato e costruito nei 5 continenti, realizzando più di 400 progetti, dei quali oltre 200 appunto realizzati. Marcello D'Olivo comincia la sua attività come pittore, è figlio di un pittore appassionato di pittura fin da piccolo e dipinge, disegna sempre in continuazione. La matita è stata la sua grande compagna di vita e di lavoro. Marcello D'Olivo ha dipinto diversi soggetti che vedrete rappresentati in mostra. Si occupa soprattutto di natura e di rapporto tra natura e costruito. E lo stesso tipo di rapporto natura-costruito che lui riporta nei disegni pittorici si ritrovano poi nello studio e nelle architetture. Per presentare Marcello D'Olivo architetto abbiamo scelto 2 vie. I disegni esposti alle pareti, facenti parte del ricco archivio D'Olivo conservato nelle gallerie del progetto di Palazzo Morpurgo, sono disegni di opere non realizzate in Friuli Venezia Giulia, quindi ci fanno vedere quello che era il Friuli immaginato da Marcello D'Olivo. Le opere invece realizzate sono presentate attraverso le fotografie storiche realizzate da Italo Zanier e conservate sempre all'interno del nostro archivio e fotografie contemporanee realizzate grazie ad una collaborazione con il centro con il Circolo Fotografico Friulano. Sono progetti particolari, progetti di architetture di grandi dimensioni che riprendono appunto le forme della natura che D'Olivo studia e quelle forme che poi si ritrovano anche nelle architetture realizzate nel mondo. Marcello D'Olivo esce poi dal contenitore del castello, la mostra si allarga grazie ad una collaborazione con il Centro Friulano Arti Plastiche, che ha ripreso in un progetto, in una sezione che si intitola Rileggere D'Olivo, 5 progetti udinesi pensati da Marcello D'Olivo e riproposti in una rilettura con delle installazioni che ritroverete in un percorso segnalato da un totem posto in via Mercato Vecchio in 5 località per le quali Marcello aveva immaginato queste architetture. La realizzazione della mostra è stata possibile grazie alla collaborazione con la famiglia Ardito, che ha messo a disposizione i disegni conservati nella collezione Renzo Ardito. È stata realizzata con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti, che per la prima volta ha messo a disposizione l'albo degli architetti. Marcello D'Olivo era iscritto infatti all'Ordine degli Architetti di Udine, e nella stessa pagina con altri architetti conosciuti, citiamo ad esempio l'architetto Avon o Angelo Masieri.
È una mostra rivolta a tutti, agli appassionati di architettura, agli appassionati di pittura e perché no, anche ai più piccoli. È una mostra che permette di far conoscere un personaggio molto particolare, un architetto che può essere visto come un vero e proprio artista rinascimentale che si occupava delle sue opere a 360 gradi. Marcello D'Olivo seguiva il progetto dallo schizzo fino alla realizzazione del cantiere e per questo in Salone del Parlamento troverete una sorpresa, un'interpretazione che abbiamo voluto dare dell'opera del grande architetto. E ci sono poi le pitture, i disegni, dei disegni che paiono quasi primitivi, realizzati con linee molto semplici, ma che in realtà racchiudono tutta quella che è la poetica e la conoscenza di Marcello D'Olivo. Un Marcello D'Olivo che lavorando appunto nel mondo è venuto in contatto con moltissime culture, si è confrontato con tanta gente e soprattutto ha lavorato in paesaggi molto diversi tra loro. E sono 101 anni esattamente dalla nascita di Marcello D'Olivo e come amministrazione comunale siamo molto orgogliosi della mostra che possiamo presentare ai nostri concittadini udinesi, ma anche al pubblico che vorrà scoprire o riscoprire questo grande dell'architettura del Novecento, un grandissimo professionista, un artista, architetto, urbanista che secondo me ha saputo guardare avanti e queste opere, quello che noi vediamo qui, sia per la parte pittorica sia per la parte più legata all'architettura, ci danno l'idea di quanto fosse, come dire, creativo, ingegnoso e lungimirante, specie per il suo rapporto con la natura, questo grande nostro concittadino. E quindi una bella mostra, credo che potrà incuriosire tutti, perché ci sono anche spunti che vanno al di là di quella che è, come dire, una mostra classica. Ecco, non si vedono soltanto delle opere, delle tavole, ma si vedono anche degli esempi concreti delle sue realizzazioni qui in Friuli, ma anche si guarda il resto della sua opera nel mondo. Una mostra che rimarrà aperta fino alla fine del mese di aprile, quindi abbiamo ancora poco più di 2 mesi per visitarla, e che arricchisce la visita qui al castello, dove ci sono le collezioni archeologiche, c'è il museo della fotografia, c'è la parte dedicata al museo del Risorgimento e c'è soprattutto questa galleria d'arte antica poco distante da qui. Stavo osservando i lavori di studio di un dipinto attribuito al Caravaggio, che è del Caravaggio, che credo che sia una cosa che da solo valga la visita qui in Castello a Udine. Ma poi per chi volesse venire a Udine abbiamo sempre la grande mostra, La forma dell'infinito. Ormai manca poco più di un mese alla sua chiusura e quindi l'invito che faccio è anche di venire a Udine per visitare Casa Cavazzini e poter appunto conoscere questa mostra curata da Don Alessio Geretti, che spazia con un novero di artisti, come dire, internazionalmente noti, con opere che vanno dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento. E poi in Casa Cavazzini c'è tutto il resto, c'è la collezione Astaldi, ci sono altri quadri appartenenti alle collezioni della città di Udine, e quindi diciamo che questa città, ecco, come dire, con orgoglio presenta questi suoi depositi, queste sue realizzazioni, che unite a quella che è, come dire, l'attrattività del centro storico, alle botteghe e poi ovviamente alle trattorie, ai locali di ritrovo, ecco, credo che possa ben costituire motivo per una visita anche di qualche giorno appunto alla capitale del Friuli. Benissimo.